Un bilancio anche per la zootecnia? La zootecnia, con i prezzi che ci sono difficilissimi. Lei pensi che da studi molto seri è stato quasi certificato che un capo lattifero riesce a produrre un utile netto di 1,5 euro, 2 euro al giorno. Quindi si deduce che chi ha centinaia di capi in allevamento alla fine avrà un piccolo reddito. Gli piccoli allevamenti devono assolutamente fare altre scelte e questo è un dato che ci sconforta perché parliamo di un settore che è impegnato 365 l'anno. Un allevatore non può permettersi di ammalarsi e deve avere una grande passione, perché per fare reddito servono degli strumenti, serve meno burocrazia, serve più vicinanza, serve una progettualità che al momento noi non vediamo. Il mondo dell'agriturismo, questo invece segna un trend positivo, no? Sì. Ecco, anche qui è faticoso seguire il tutto, le regole sono molto strette, molto anche giustamente strette, perché parliamo di coinvolgere i cittadini sui prodotti che noi produciamo e che poi li mettiamo in tavola, ma c'è il tema dell'ospitalità, c'è il tema del turismo, bisogna anche qui affiancare progetti, non basta solo avere una buona bistecca, dei bei gnocchi freschi, ma bisogna anche dare al turista qualcosa di nuovo, qualcosa di più, affinché venga, ritorni e faccia tornare. L'intervista integrale la potrete vedere e ascoltare nella prossima puntata di Agricoltura, il programma prodotto da Media Nord Est in onda nel fine settimana su questa rete.